Vai, Desiree, siamo Totino, di nuovo qua. ben Ho trovato. avuto una carica per cominciare che è stata Ho visto, meravigliosa. a molla bella, proprio, bella. partita così. Sai che ti devo raccontare una cosa? Mi ha Dimmi. chiamato la redazione di Gambero Rosso. Che me lo bene. No, ma sai che mi hanno detto? Volete smettere con questa trasmissione C'è chi la vuole cotta perché ci state togliendo un mare di spettatori? Dai, Totino, ma Gambero Rosso. Dai, No, Gambero Arancione. un po' meno. Dai. Vabbè, io scherzavo, comunque in Sicilia siamo i primi, Questo sia è in termini vero. di ascolti sia in termini di produzione culinaria. Questo dai, lo possiamo confermare, la prima trasmissione più vista dai siciliani Sì. Per quanto riguarda insomma La cucina, la nostra trasmissione. E quindi grazie a tutti i telespettatori che ci guardano ogni giorno da casa con tantissimo affetto e anche mi incontrano, Basta. sai, tante persone mi incontrano per strada, mi Basta. chiedono delle ricette che E facciamo. non devi ringraziare Grazie alla più produzione, nessuno. grazie ai nostri E cameraman, non devi ringraziare grazie più nessuno. al nostro regista. A chi devo ringraziare? Hai dimenticato Ho la detto persona tutto. no, la persona più importante. Chi è la persona più importante? Lo zio Lo zio Gianni. Gianni, il nostro zio Gianni. Zio Gianni ti avrebbe detto, ti sta ascoltando? Senti, zio Gianni. Direttamente gatto. Però zio Gianni, io? zio Gianni, posso dirti una cosa, non dà molta carica il suo Ma sguardo. guardalo, è perché è in estasi, guarda. Ah, è felice. Poi era strabico di natura. per E cui- quindi ha questa- Va bene, oggi Vabbè. facciamo delle ricette della tradizione. Sì, vedo prodotti La leggeri tradizione, qua sì, sul esatto. banco. C'è una tradizione che è quella carnescialesca che Sì. tra qualche mese arriverà. Sì. Che è per esempio il sugo di maiale, che a Catania lo fanno per carnevale chi 5 pettosa. Sì, vero, Ma secondo te una confermo. ricetta di questa una volta solo all'anno? Ma no, assolutamente. Non la faremo sempre, ma una volta tanto la facciamo. E Sì. partiamo immediatamente con la ricetta. Prendiamo un bel tegame e lo mettiamo qua. Cioè, Accendiamo. un bel tegame, non ce l'avevi più grande, scusa? No, perché deve contenere un po' di roba. Per Ok, cui quindi bella è grande. giusto che navighi. Navighi. Mi prendi dell'olio. Certo, a te. Sì, nel contempo, sai che cosa faccio io? Penso anche a mettere l'acqua di pasta. Ok, metti un la metto poco, io, dai, per grazie. questa volta. Prendiamo l'olio. Ecco qua. E prepariamo il nostro sofrite. Lo sai cos'è il sofrite, vero? Ci basta? Ho messo il soffritto. Pensi c'è bisogno che diciamo come si fa un soffritto? Soffritto No, è si vero. fa carota, cipolla e sedano, Brava, tagliati SCC, finemente. SCC. SCC. Non Brava. comprate quello surgelato, no, perché non è lo stesso. Domani Avanti. piove, invece comprate quello sul gelato. No, quello sul gelato dovete comprare. Ma che hai oggi? Che ti è No, successo? dico, cioè, E poi mentre l'acqua la stiamo facendo bollere, capito? Andiamo a tagliare la carne per prepararla per il nostro sugo. Ok. Mentre la il cipolla soffritto sta sta andando. soffriggendo. Tagliamo questa. Questo questa cos'è? ti Agnello spiego. questo è? No, No, tutto maiale, tutto sugo maiale. di maiale c'è l'agnello. Che ne so, Tagliamo così, così, a dadini. sì, dadoni più che dadini, dadoni. come vedi. Così, E così. così e così. E questa è la prima parte di carne che abbiamo tagliato. Poi andiamo a prendere La cotenna. le costine. No, la costina. Le costine e le tagliamo una per una, così, così, così. Allora, poi abbiamo la cotenna. Ecco la Cotenna che cotenna. l'abbiamo sgrassata abbondantemente e anche questa la facciamo a tocchetti. Allora, io Non in è questa sgrassata parte la cotenna, scusa. sgrassata, io ho levato parte del grasso in più che Ma non è c'era. grasso questo, no? Sì, ma ce n'è di meno di quello che ha naturalmente. Vabbè. Come vedete io la sto tagliando e la metterò nel sugo, però consiglio, Sì. non la facciamo ora per questione di tempo, di dare una prebollita anche con un pochino di aceto o di vino, Sì. capito? Per far togliere un poco il sapore del salvage. Sapore del selvaggio, va bene. Va bene? Quindi, tre cose diverse di maiale, giusto? Esatto. E la salsiccia. E la salsiccia, dulcis in fundo. Ecco qua. E ora ti faccio vedere come le andiamo a mettare. A sistemare il soffritto, nel frattempo fammi vedere se sta Vedi soffriggendo. se sta andando. Sta andando, dottoressa? Leggermente, devo dire ancora no. E allora non è che è mettiamo- quello surgelato questo? Sì, no, no. No. Aumentiamo il fuoco
E adesso va, adesso va. Adesso va. Sta andando. E allora abbiamo suddiviso allora? le carni, come vedi. Questa qui ne facciamo qualche nodo fatto così, guarda come si fa. Così, 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 e tagli. Così, stringi al centro, stringi al centro, stringi al centro, guarda questo movimento così, stringi Fai dei nodini più piccoli, e in tagli. sintesi, giusto? Sì, così, vedi? E la metti intera? Allora, sì, certo. Andiamo a dare una bella sifolinata patata. Cosa stiamo dando? La reazione di Maillard. No, questa è la cipolla. No, La sifolinata non patata. c'entra. Senti già il profumo del soffritto È solo che la arriva. carne, la reazione di è Maillard, lo qualcosa di sapevo. meraviglioso. Il profumo che arriva è una cosa che non ti fa sentire. Mamma per mia, prima niente. cosa andiamo a mettere la carne. Sì, È chiaro, care amiche nostre, cari amici. Amici nostri. Ciao camera mia. non c'è bisogno, Sì, guarda, è sì. scontato. Ciao camera Ma di siamo già in registrazione, Desiree. puoi Ciao camera interrompere. dell'artrosi, scusami. Ragazzi, c'è la carne qui, non ti puoi mettere qui. No, non mi sono appoggiato, mi manca. E allora, noi faremo. Allora, Che devo fare, ragazzi? Che devo dire? Questa Niente. ricetta ha delle cotture diverse, ma noi per questione di tempo andremo in un certo modo. Allora, la prima cosa che mettiamo è la carne di maiale, lo spezzatino di maiale. C'è chi la fa più leggera e ci mette pure l'altra carne che è la cotenna, cioè cotenna su cotenna, no, noi l'abbiamo Invece, un po' vabbè, pulita. abbiamo qua la cotena, no? Dopo che facciamo la... come si chiama quella reazione? Sta facendo la reazione di Maillard, quindi tu non la tocca, non la devi mescolare, devi fare la reazione, no? Ha ragione. Ormai Scusami. non si tiene più. Mi porgi del sale, per favore? Certo. Cominciamo a dare un'insaporatazione di sale alla carne. No, lascialo qui Lascio che ci serve. qui, lascio qui. Ecco. Allora, vi ripeto, noi stiamo mettendo la carne tutto insieme, ma ogni carne ha il suo tempo. Questa deve rimanere almeno 10 minuti, un quarto d'ora. Facciamo conto Ma che è 10 passato. minuti, un quarto d'ora così Sì, praticamente, così no? com'è. Semplicemente Sì, a soffriggere. a rosolare. Poi aggiungiamo le puntine, Sì. vedi, così. Tu lo sai come si chiamano le puntine veramente? Costoline. Pettenecchi. Ah, pittinicchi. Perché ha la forma del pettine, si chiamano pettenecchi picchini. E aggiungiamo un altro poco di sale per le pettenecchie. Ancora sale. Sì. E facciamolo sale. Dopo che è passato un altro quarto Oggi d'ora, si mangia bene, ragazzi. andiamo ad Oggi si mangia aggiungere bene. la cotenna. Lo sto dicendo ai cameraman, oggi si mangia bene, la ragazzi. cotenna. Dopodiché Ah. i tempi noi non li possiamo rispettare, No. ma vi sto facendo vedere la procedura. No. A questo punto, senza la salsiccia, facciamo cosa prima di aggiungere un liquido? Alziamo la fiamma Brava. in maniera che così l'alcolico del vino evapora. Mamma mia. Ragazzi, Zio me ne Gianni, vado. non Ciao. so se è la tua presenza, Sprecata. ma non ne sbaglia una. Ringrazia lo zio Gianni. Sarà l'influsso dello zio Gianni. C'è altissimi livelli qua, va bene. A questo punto sfumiamo con il vino. Guarda, E allora alza la fiamma, alza la fiamma. abbiamo messo una dose generosa di vino, facciamo incorporare, sai cosa facciamo? Raschiamo anche quel po' di fondo che ci dà la glassatura, capito? Si deglassa e così via. Abbassiamo. Si è declassato? Sì, si è declassato, dalla quinta è passata alla quarta. che battutaccia, mamma mia. Ok, e questo No, sto sta cercando il andando così. fondo. Sì. Gesù, ma che ho fatto io per meritare questo? Me lo fai vedere, per favore? Fammelo vedere. Dov'è? Il fondo? Non si vede perché è in fondo. Ok. Va bene, allora andiamo avanti. Mamma mia, no, non è a torto mia madre, però certe volte non so, sembra una che non è né in cielo né in terra, certe volte veramente. Va guarda. bene, allora quindi Ecco, e abbiamo messo il vino. Lui va avanti a sfumare. Lui va. A questo punto aggiungiamo il concentrato di pomodoro, se me lo avvicini che io non ci arrivo. allora senti, come ci si regola invece con le diverse cotture? Dici Te l'ho questo. detto circa un quarto d'ora proprio per chiudere, per fare la famosa reazione. Tra questi ingredienti quello che cuoce di più sicuramente è la carne, o no? Sì, certo, la polpa. Quindi- perché il pettinicchio è più leggero, la cotenna Faccio uguale. un breve recap di quello che hai Sì, detto. sì. La carne bisogna metterla e lasciarla almeno un quarto d'ora in cottura, Poi giusto? metti le puntine un altro quarto d'ora,
poi metti la cotenna, la fai prendere e sfumi con il vino. E sfumi con il vino, Quando quindi, non ok. senti più l'odore alcolico del vino, che significa che svaporò. Evaporato. In italiano come si dice? Sbampao. Sbampao in italiano. No. Sbampao è Siciliano. sudamericano, no? Sudamericano. Certo. Sbampao, o ciapitao, certo, portoghese, certo. Evaporato. Appena sentiamo che evapora, aggiungiamo, mi presti un cucchiaio, Certo, un cucchiaio, lo dà un cucchiaio. Quindi, va Mettiamo bene. due belli. Preparazioni sicuramente più veloci per farvi un po' Dobbiamo fare capire capire così, poi magari i passaggi. abbiamo messo il concentrato, mescoliamo, Certo, sbampao è evaporato. sbampao, evaporao, Evaporao. che sbampao, cicuttao, pao. Che vuoi? Che vuoi preso? Ora mi serve, appena te lo dico io, la passata di pomodoro. Eccola qua. Me la dai? Quindi prima il concentrato, poi la Guarda, passata. senti come scricchiolia. Sì, Quando scricchiolia in questo modo, e come senti già anche adesso, cominciamo a sentire meno l'alcol. certo. E andiamo alla via così. Versiamo così. No, aspetta, non finisce qui. Perché dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo fare così, guarda. Ah, devi fare l'acqua, devi mettere un po' Certo. d'acqua? Perché se lasciassimo solo il sugo, non otterremmo la lunga cottura. Mi sei capita? Sì. Ok. Questo te lo regalo. Lo sai, mi devi dare un altro poco d'acqua, Gea, vedi? Ti faccio Ancora vedere vuoi? perché, guarda. Perché? Guarda, non so se la camera mi prende, guarda. La salsa c'ha? ancora è densa. Dobbiamo allungarla un poco per darle tutto il tempo di Va cottura. bene. Grazie. Che donna splendida, ma che avi sei data? No, secondo me non è lei, è troppo gentile, troppo qualcosa. è tutto- Tieni, Grazie. questa è l'ultima, eh? Grazie. Ecco, La è prossima tornata la vai in a sé. prendere tu, perché già È tornata in sé, ragazzi. preparati prima è le lei. cose, l'acqua di È cottura, lei, è lei. quella. Ecco, guarda adesso. Vedi? Guarda. Ecco, ora A sì. questo punto, fuoco basso e gli diamo, senza esagerazione, almeno 3 orette. 3 Dico, ore, me lo prendo, bene. un coperchio, me lo prendo, un coperchio, me lo prendo. Grazie. Scusami, Ecco, ma e che dobbiamo facciamo noi adesso 3 ore? Siamo così? No, ora ci andiamo a prendere qualcosa. Il tempo che diamo, facciamo conto che sta bollendo e appena la salsa comincia a bollire, mettiamo dentro la La salsa salsiccia? e facciamo andare tutto avanti. Ok. A questo punto alziamo l'acqua nella pasta qua, così. Facciamo bollire il sale, ma dai il sale, qua il sale, qua Cioè, il ma sale. che è oggi, veramente? Mettiamo il sale nell'acqua, l'acqua nel sale. Acqua e sale, mi fai bene. E a questo punto aspettiamo solo che bolle e appena bollia caliamo i bei maccaroni siciliani. Belli. Questi non li ho fatti io sinceramente, li ho comprati. Ma ci però mancherebbe. la nonna Rosina li faceva. Così? La nonna Rosina che era la suocera Luzio Gianni. Li hai comprati? Li potevi fare tu? Cioè, che Comunque, trasmissione è? I maccheroni l'ho Questi li comprati. faceva mia nonna, io li so Dai. fare, li faceva, sai come? Ve lo dico io come li faceva. Avete presente i busi? I busi quelli per fare la lana? Sì. La nonna li faceva così, il pane in pasta, girava dentro il buso e faceva così, e faceva i maccheroni. Capito? Il tempo che questa va in bollizione e caliamo la pasta. Mentre cuciniamo la pasta, lo sai che ti do? Che fai? I consigli per i consigli. Ah, addirittura di già. Consigli per i consigli. I consigli per i consigli, me l'ha detto Gambero Rosso. Ma torniamo tra dice, un al momento opportuno attimo. dirlo. Oggi si mangia bene, ragazzi. chi Non lo sa, cambiate chi lo canale. sa, Oggi si mangia chi lo bene. sa, chi lo sa. Io mangio bene. chi lo Voi sa. non lo so. Chi lo sa. Siamo tornati dai consigli per i consigli. Io butterei la pasta. Come butterei? L'abbiamo appena messa. E non la buttiamo? Ma che buttare? Perché la devi buttare? Me la si mangio scola, io. si Scola la scola. pasta. Allora, che Scoliamo punto è la il pasta. nostro Ora te lo ragù di faccio maiale? vedere, ti faccio vedere una magia adesso. Adesso ti faccio vedere una mega magia. Camera dell'artrosi, vieni un attimo. Mamma mia, ragazzi, che cos'è? Guarda cosa è diventato. Veramente, che cos'è? Mo ciavolo.
Hai sentito che ha detto lo zio Gianni? Che ha detto? Questo ciavolo sto resuscitando. Hai sentito? Non l'ho sentito. Lo ha detto un zio Gianni. Non l'ho sentito. Ti giuro. E È vero, si sta avvicinando lo zio Gianni. a poco quello Tra scende. poco ce ti lo pare, troviamo no? qua. Allora, Ok, guarda niente, che facciamo. cosa c'è? Un profumo Andiamo ad che non ve lo posso assemblare. spiegare. La salsiccia, la cotena, la carne di Facciamo maiale. così. E le costoline, La come si mettiamo chiamavano qua. quelle? Così, guarda. Poi prendiamo un mestol, il mestol, e facciamo così, guarda. Mi fai una cortesia, mi togli questi, amore? No, lasciali là, li togliamo No, dopo, è dai. brutto, è brutto, è brutto. Allora lo tolgo io. Che c'è? Che stai dicendo? Non si capisce cosa Non ti stai preoccupare, dicendo, non non ti si preoccupare. capisce. Non ti Parla, preoccupare. dici le cose chiare. Non ti Allora, va preoccupare. bene, i maccheroni alla catanese, No, alla siciliana. alla siciliana. Guardate, sto prendendo anche la salsiccia. Tutte cose si sta sporcando, guarda. E tu l'avevi messo qua. Ma doveva rimanere Mette là. qua, mettiamolo qua, va bene. Vabbè. Guarda, guarda, guarda. Guarda. E che cos'è? E che cos'è? Guarda. Veramente? Guarda, che cos'è? Guarda. Andiamo a maccaronare C'è questa poesia. pasta così. Guarda. Io lo metterei un altro po'. Aspetta, non è finito. Qui stiamo togliendo il bianco della pasta. Così. E ora guarda che facciamo, mon amore. Vai. E ora facciamo così, me la dai la pinza, la pinza, la pinza, pinza? me la dai la pinza, la pinza, la pinza, la pinza. E allora, facciamo così. Facciamo così. Guarda, guarda, ti faccio vedere una cosa. Mamma mia, raga, posso No, no, assaggiare? guarda, no. Guarda, Questa cos'è? Lo La metto tenerezza qua. della carne. guarda. Guarda. Guarda le ossa come si sono staccate completamente, guarda. Questo qua, Guarda, questo guarda. qua. E poi, guarda che facciamo. Cioè, abbiamo qua 15 ore di cottura, abbiamo. Ragazzi. Guarda. C'aveva problemi di osteoporosi questo. No, non si può così, così io mi rifiuto. Così io No. mi rifiuto. Va bene, allora, per finire in Allora? leggerezza un po' di parmigiano. Parliamo di come si vede che il piatto è tipo da chef stellato, eh? Ma quale stellato? Qua un piatto di pasta che aveva un cuore, non stellato. Veramente, guarda, Certo, un non te la altro mangi po' là. tutti i giorni, è chiaro che mangiare tutti i giorni questa pasta sarebbe veramente... No! No, non l'assaggio, guarda, c'è qui un po' che è bianca, ci va un po' di... Metti che è quello che mi capita a me questo. Basta così, basta. Ma guarda, anche qui, Il guarda. troppo stroppia. Anche qui, guarda, che ne so io da che parte mi impiatti. Tutto Va sta bene, sporcando allora, tutto. E questa la mettiamo qui, non amore. E passiamo alla seconda ricetta, quella è spettacolare. Ora facciamo una cosa che si chiama canazzo. Canazzo. Che è un piatto tipico palermitano. Sì. Volendo considerare il canazzo è canazzo. brutto, cagnolino. Cioè, perché? Non ti piacciono gli animali? A me molto. Cani, gatti. Ne ho 2 a casa, 2 Tu lo cani. sai perché, Canazzo è lo sai proprio, perché ti ho scelta cioè, come per partner? dire, dai. Lo sai perché ti ho scelta come Perché? partner? Perché sono animalista. Questa non fa ridere per niente, ragazzi. Non fa ridere, Sono zio già Gianni, non morto fa alle ridere. risate, Ma che porco. fa ridere? Allora, veloci, guarda qua, guarda che Canazzo. facciamo. Prendiamo una bella padella, così. Sì. E ti spiego perché si chiama canazzo. Com'è? Canazzo significa a Palermo, significa fare le cose alla carlona, alla rinfusa, ok. capito? Ora, per esempio, la vostra caponata comprende melenzane, peperoni, patate, pomodori, cipolle. Invece da noi la caponata è solo con le melenzane. Mhm. Qui invece è una cottura di tutte queste verdure quasi stufate e non è in agrodolce. Ok. Condita così ed è Quindi un un buon altro- contorno, un buon tutto. Un altro procedimento. Cominciamo accendendo il fuoco e facciamo una cipolla, scusami, ben tagliata julienne, non julienne, a felin, così. Vedi?
Certo, infatti, cioè adesso passiamo praticamente qua dalla carne, adesso è una ricetta tutta vegetariana, Sì. giusto? Tipo così, così non scontentiamo nessuno. Bravo. Qualche vegetariano o vegano che volesse convertirsi farsa quella. Cioè magari li scambiano, no? Dice se fammi no- assaggiare tu la tua cosa Esatto. vegetariana, no? Fammi Se no assaggiare. torna là dove era andato. Ah. Mettiamo questa, come vedi la sto mettendo quasi a padella fredda e metto proprio un poco di olio. Mi dai Sì, l'olio? eccolo. Non molto, così. Ok. Bene. Dopodiché prendiamo dell'aglio. Mi dai dell'aglio? Certo. Mi dai dell'aglio? Eccolo. Guarda che bello questo pezzo, ce lo mettiamo Bello, tutto, bello facciamo grosso. così. Ok. Poi l'ho incamiciato. Guarda che ti devo dire una cosa. È scafazzato così, non è incamiciato. esatto. Questo discorso dell'incamiciatura lascia un po' il tempo che trova. Perché? Perché se tu ci rifletti incamiciato, il sapore non lo esprime. Ma per niente. Allora No, tanto no, vale se vuoi no. fare una cosa più leggera, lo metti e lo togli. Ma noi invece l'abbiamo messo, hai visto? Lo sapete che spadellare me l'ha insegnato lei? Io non lo sapevo fare. Certo, ti ricordi? anch'io ce la faccio. Ti ricordi? Vediamo. Dovresti vedere come giro la Vediamo, frittata. vai, fai questo. Si parla ovunque. Aspetta, si sta vomitando, basta. C'era la Ci cipolla. voleva. C'era la cipolla che faceva. C'è un applauso qua in studio, lo senti? Cioè, l'unico che ti ha fatto l'applauso è stato lo zio Lo Gianni. zio Gianni. E abbiamo messo questo, abbiamo fatto prendere un pochino così, vedi? E a questo punto aggiungiamo le patate. Così. Le patate ci stanno tanto a E cuocersi. andiamo a mettere il sale. Sì, Ma così infatti come una fai? volta- Bisogna mettere dell'acqua, qualcosa? No, il bello è questo. Il Ah, bello le è patate questo. sono prebollite o no? Sono crude? No, crude, se no è finita. Dobbiamo ottenere una composizione di verdure che abbia un fondo di crema, che è l'amido della patata, che Certo. io ho capito? Questo così. E facciamo andare le patate in this way, così. Oh. Dobbiamo attendere che le patate comincino ad avere una certa cotturatura e a quel punto, sai che facciamo? Prendiamo un po' di pomodori. E li tagliamo, ci e li penso tagliamo, io. Vai. Brava. Così a metà? Anche, sì, anche a spicchi va bene. E vedi, come vedi non stiamo mettendo sedano, non stiamo mettendo carota, così. Però mettiamo un po' di sale. Sale che è qua. E lo mettiamo qua. E diamo un'altra bella accotturata così. Brava. 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 Cioè, è troppo brava, veramente. Brava. Ma la smetti? Devo dire che no, dai, perché l'ha Vai. ammazzato? Mi stava antipatico. 1, 2 E 3. e 3. Questa è una specie di ratatouille, come si chiama quella, no? Non vero e proprio, no. Quella com'è la La ratatouille? ratatouille è tutti a tocchetti tipo dadolata e quasi senza olio, viene fatta prima quasi arrostita e poi si condisce. Dico il procedimento, no? Più o No? meno, più o meno. Va bene, A questo allora. punto andiamo a mettere la melanzana. La melanzana. Melanzana. Se no c'è cosa rabbia. Il nostro pochino di sale, così. Adesso metto i peperoni, così. E voilà. Coperchio. Certo. E poi facciamo una cosa, correggiamo con un altro pochino di sale, così. Andiamo a mettere un po' d'olio. Quindi praticamente l'olio lo aggiungi quando tutti gli ingredienti sono insieme? Sì, Un po' no, come un io condimento? poco prima gliel'ho messo, però Ok. se hai visto. Adesso lo metto, lo copriamo, perché lo dobbiamo coprire perché deve accotturare tutta la sofferenza. Lo mettiamo così e passati una ventina di minuti, 25 minuti, il piatto è pronto. Bene, Va bene? Ora tu mi chiederai, togli il coperchio. togli il coperchio. Chiedimelo. Dai, togli il coperchio. Chiedimelo. Te l'ho detto, togli il coperchio. No, devi dire mi chiederai, togli il Ma coperchio. mi chiederai, lo devi togliere tu. Ma mi chiederai tu.
Togli il coperchio. Mi chiederai togli il coperchio. Mi chiederai togli il coperchio. L'ha detto, ripete quello che dico. Quanto è scemo, non se ne può. Cioè, è uno spettacolo. Bello, bello questo piatto. Mi piace. Chi c'è un canazzo? Il cagnolino Gioia. abbiamo detto. Il cagnolino. Senti, ti prego, senti il profumo. Eh. Dillo ai nostri spettatori. No, niente, un profumo Dillo. di... niente, un mix di odori. E abbiamo rispettato così i vegetariani, i vegani, va bene? Però se ci vogliono mettere un pochino di salsiccia, ma Dico, si potrebbe fare, perché no? Un ci piatto... faremo odiare così, lo sai, vero? Ti ricordi che ti dicevo una cremina che Questa, fa il la fondo di patata? cottura. Esatto, sì. Ora tutta questa stagione sarà il fondo Non era di il fondo di cottura questa? Prima c'era lo zest, ora c'è chi? Non È il fondo. Assaggiamo però alla maniera giusta. Cominciamo con quello che No, no, perché io voglio diventare vegetariana, quindi mi faccio l'ultima mangiata e poi dopo divento E allora, vegetariana. ferma! E allora, avviciniamoci questo così, così. Prendiamo questo qui. Maria Santa, mi Mamma parla mia, sola, niente, che poesia. parla da sola, vi giuro. Ok. Mi dai la pinzetta, la pinza, me la dai la pinza, la pinza, me la dai. E ti metto, guarda, Mamma mia. la salsiccia, la costina, La però ti do costina. quella senza l'osso, che è qui, guarda. Quella. Qui così. Ferma. E Non ti basta. catamiare. Questo lo spostiamo, mi aiuti a spostarlo? Grazie. Sei tre gentile, mettiamolo, l'estetica che è bella. Mi dai, ecco, dammi anche questa, dammi anche questa, dammi anche questa. È proprio un piatto da trattoria questo, sai? E ora lo possiamo togliere, non si assaggia. Ah, fammi assaggiare, dai. Fammi assaggiare, dai. E che Allora, taglia la pasta, taglia. è troppo Taglia la lungo, pasta, è lungo il taglia. maccherone. Così si gusta meglio. Mamma mia, ragazzi, niente. Guarda la carne questa qua, Squaglia in bocca, dillo alla gente. senza squaglia- osso. Squaglia Guarda. in bocca. Ah, ma io non lo devo assaggiare, vero? Quella carne proprio... Dobbiamo Sì, è chiudere. scivolata. Dobbiamo chiudere, deve assaggiare l'altro piatto. Questo lo assaggio dopo. Gliene frega niente del canazza. Del canazza non gliene frega niente. Ho deciso di svoltare, Vabbè, la salsiccia non l'assaggi. capito, di diventare vegetariana. Quindi faccio l'ultima La mangiata. salsiccia non l'assaggi. Mm. Sì, certo, io qua guardo, ma perché? Allora, non l'assaggiare? no, spiega questa tua ricetta vegana. Sì. Togliamo questa, la mettiamo qui, facciamo così, guarda. Facciamo così, guarda, così. Mi dai un cucchiaio e una forchetta? Qua voglio fare una cosa. Tieni, tu fai l'impiattamento. No, non si può capire, ragazzi. È vergognoso. Avete ragione. Ma come la reggo? Come la reggo non lo so. E diciamo che si dovrebbe assaggiare il canazzo. Buono, eh? Anche quello. Un'altra cosa, diciamo, un altro... Sicuramente per altri palati, però... Sì. E cosa faccio con questo? Lo butto? Facciamo? Dai. Dai. Ferma. E Mamma voilà. mia, guarda, solo la vista. Eh? Adesso come Fai lo io mangio? prende. L'hai preso? Bravo. Quale peccato. Mangia. Buono, dai. Non si può dire niente. Cioè, metti che uno non mangia carne, di Tu mangia con maiale. una bruschetta questo. Questa con una bruschetta è buona, accompagnata da una fettina di carne. con un po' di salsiccia. Ciao, questa. Vabbè. Avete capito che tipo è? Il sugo di maiale di una volta.
400 g di maccheroni siciliani, 200 g di cotenna di maiale sgrassata, 4 nodi di salsiccia, 300 g di costine di maiale, 300 g di coscia di maiale, 3 cucchiai di concentrato di pomodoro, 1 litro di passata di pomodoro, 300 ml di acqua per la cottura della salsa. Canazzo palermitano, 1 kg di patate, 3 melanzane, 3 peperoni colorati, 500 g di cipolla, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro,